Al via stamani presso l'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Leonardo Sciascia di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Patrizia Marino, un incontro svolto attraverso la piattaforma Meet Google con gli alunni del quarta classe e i docenti del plesso sul tema attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi. All'iniziativa hanno dato il loro contributo partecipandovi attivamente tante autorità civili e militari, tra cui il saluto della ministra onorevole Lucia Azzolina, ministra dell'istruzione, Genevieve Di Natale, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, Marco Della Rovere, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento, Antonella Gallo Carrabba, responsabile del Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento, l'attore agrigentino Gianfranco Vannuzzo, la collega Margherita Trupiano. L'incontro ha visto l'introduzione e il saluto della dirigente scolastica Patrizia Marino. Pur essendo in un momento di guerra, tra virgolette, che combattiamo giorno dopo giorno, anche con metodi non normali in presenza e a distanza, abbiamo organizzato un incontro sulla violenza sulle donne. È un incontro di una certa rilevanza, abbiamo fatto tanti inviti e anche il ministro Azzolina è intervenuta con un suo messaggio e abbiamo il comandante dei Carabinieri di Agrigento, il vicequestore Di Natale, la giornalista Trupiano, la dottoressa Gallo Carrabba del centro antiviolenza, la responsabile, come anche l'attore amatissimo Iannuzzo di Agrigento. I ragazzi sono già collegati in 86, non possiamo coinvolgere tutta la scuola perché sono 600 e quindi è impossibile in una piattaforma poter fare partecipare tutti quanti, anche se l'argomento è di una certa rilevanza. Pur essendo in momenti di difficoltà e di crisi profonda in tutti i settori, noi non demordiamo, cerchiamo di attivarci a favore dei nostri ragazzi e dare degli impulsi importanti che riguardano la nostra società. Ecco, per ora voi lavorate appunto tramite computer, come sarà l'apertura dopo le feste? Ecco, come pensate di organizzarvi? Allora, intanto si prevede il 75% dei ragazzi in presenza, gli altri saranno, penso, in didattica a distanza, perché il Ministro suggerisce anche l'apertura delle scuole anche la domenica. Ciò nonostante, dico, si andrà con le nuove iscrizioni, vi state già preparando a questo? Facciamo anche questo e siamo tenuti, anche perché vogliamo fare conoscere quella che è la nostra scuola, le attività che svolgiamo e i vari indirizzi che abbiamo. È una scuola che è puntuale a tutte le iniziative, è una scuola dove si studia, dove si lavora bene, abbiamo tante alte professionalità all'interno del gruppo docenti. Facciamo del nostro meglio, speriamo in un ritorno prossimo dei nostri ragazzi perché è stato stressante non solo per loro ma per tutti quelli che lavorano per la scuola.